E allora parliamone, visto che il risultato non conta. Partiamo dal fatto che il risultato non conta. Nei commenti sotto, visto che un po' l'ho intravista, un po' l'ho vista, ho visto Napoli che aveva cominciato bene, poi si è un pochino abbassato, ne parliamo e cercherò magari anche di fare un'analisi domani, quindi iscrivetevi al canale se siete nuovi. Io qua sono anche in ritardo a suonare perché c'è una partita di rugby e quindi allora il problema è che se è struppiata Marianucci, speriamo tutto bene, speriamo sia solo una botta, io però la botta non l'ho vista, quindi ho paura che insomma nel girarsi magari il ginocchio a terra è uscito accompagnato proprio dai sanitari, non riusciva a camminare, ecco perché in copertina ci va De Laurentiis che mi è sembrato preoccupato dall'infortunio, un po' come a sincerarsi e dire che ma cattavo difensore, cioè ancora prima di comprare qualsiasi altra cosa. E nel video di stamattina, di poche ore fa, abbiamo parlato del mercato con l'uscita di Lukaku. Guagliù, mi faceva riflettere l'amico Bellino Enzo in privato, la cosa assurda che Marianucci, pur se lo levi dalla lista, non ti libera nessun posto perché era quello under che non ti libera nessun posto. Siamo inguaiatissimi. Poi parliamo però della partita, ripetiamo che il risultato non serve a niente, sempre, e vi devo dire la verità, il Napoli, ve lo ricordate sta frase? Il Napoli parte forte. Il Napoli è partito forte e ho visto anche un certo piglio nell'andare a pressare anche alto in alcune fasi. Credo ci siano due fasi, la voglio vedere bene, però credo di aver capito questo. Palla scoperta, cioè quando l'avversario è faccia alla nostra porta, anche se sta in difesa, il Napoli si abbassa, si schiaccia, aspetta. Palla coperta, cioè quando gli avversari sono spalle alla nostra porta e stanno giostrando il pallone, lì il Napoli attacca. Se questa è la cosa, abbiamo capito l'alternanza, però aspettiamo nuove indicazioni. Il Celta Vigo è una squadra che palleggia, è una squadra che lavora nella pressione e non si fa problemi perché è proprio la squadra spagnola. Però bene l'inizio del Napoli, 4-3-3 veramente puro, lo raccontiamo per dovere di cronaca e di particolare. Savic stavolta era titolare, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Olivera, questa puzza di squadra titolare contro il Genoa, Olivera, Anghissà, Lobotka, McTominay a centrocampo e in attacco Politano, Højlund e Alisson Santos. Di Lorenzo in grande spolvero, molte sovrapposizioni con Politano, si comincia con Politano che fa uno dei suoi classici tiri che rientra e tira, Di Lorenzo si sovrappone, qualche occasione, Di Lorenzo la sblocca sul calcio di punizione di Politano, colpo di testa molto bene, molto bello, prende anche una traversa Di Lorenzo, l'ha cercata di appoggiare da fuori aria, non mi ha fatto impazzire Anghissà, lo stesso McTominay, però qua dobbiamo essere, io qua non me la voglio pigliare subito con Allegri, però non ho capito una cosa. È chiaro che devono mettere minuti ed è logico, però hai messo Gilmour e De Bruyne entrambi insieme a centrocampo a due nel secondo tempo quando hanno pochissimi minuti nelle gambe e li metti in difficoltà. Non mi sembra giusto che tu metti McTominay insieme a Lobotka e Anghissà, va bene, è la prima partita diciamo ufficiale, scambatura, ha avuto qualche problemino, va benissimo, reggono gli altri due, ma se poi fai i cambi tutti insieme e ti ritrovi con Gilmour e De Bruyne, tra l'altro non in posizione inedita ma una cosa nuova, perché nel secondo tempo facciamo 4-2-3-1 con Vergara più avanti, ma ci arriviamo, non mi fa impazzire perché li metti in difficoltà. E adesso il tifoso si può divertire, chi odia Meret è colpa di Meret, chi odia De Bruyne perché ci sono, voi potreste essere sorpresi, rumori incredibili, New York dei rumori, potreste essere sorpresi ma odiano De Bruyne, c'è gente che odia il giocatore finito, vattene eccetera eccetera, quindi errore di De Bruyne perché l'1-1 arriva, palla tranquilla tra i piedi di Meret gliela dà ma De Bruyne è marcato e per me non esiste proprio, gliel'ha data pure sul sinistro, si è dovuto girare, si è trovato l'avversario che si è preso il pallone e ha segnato.
Quindi incolpevolette De Bruyne per quanto mi riguarda, poi ognuno la può pensare come vuole, e non mi ha fatto impazzire questo metterli tutti insieme, anche quelli senza tanti minuti nelle gambe, però devono cominciare a entrare in forma, manca pochissimo e adesso abbiamo questo grande problema, perché se Marianucci si è fatto male, speriamo veramente sia stata paura, un grande dolore e niente di che, perché ad oggi hai solamente Rafa Marin, perché Bergamo è infortunato, Buongiorno è infortunato, Marianucci non c'è, Rachmani, Rafa Marin, devi adattare Oliveira, quindi far giocare Spinazzola da solo. Gutierrez ci ha messo 20 minuti a fare il primo assist con il Bayer Leverkusen in amichevole, ma va bene, adesso si deve sbloccare il mercato, adesso nell'emergenza, adesso sei in emergenza, Badiashile, gatti, leoni, tutti i gatti, i leoni, i cavalli, tutto lo zoo, tutto il circo, se ti vuoi divertire andare al circo bisogna intervenire, perché questa squadra altrimenti, cioè Genoa, Como, Inter, Fiorentina, andiamo veramente nelle chiavette subito e non mi sembra il caso. Nel secondo tempo sono rimasti per un pochino in campo Di Lorenzo e Rachmani, poi ci siamo schierati con una sorta di 4-2-3-1 con Lucca, Giovane, Vergara più o meno sotto punta e Lang, con De Bruyne, Gilmour, Spinazzola, Mazzocchi eccetera eccetera. Lang, io sarò l'ultimo a scendere dalla barca, però credo che sia uno dei pochi, e ha ragion veduta, ad avere mercato, perché il talento ce l'ha e Lang lo dimostra, ed è una questione di testa e lo abbiamo capito. Lang non era un acquisto sbagliato, non era assolutamente un acquisto sbagliato, lo dice anche mio cognato. Yo! E lui non lo sa che yo viene da guayo. Guayo, it means ragazzo. Oh, word. And for some reason we brought it in the Bronx, like somewhere over there, and it became guayo, yo. And it's è bellissima sta cosa, è una bellissima storia. Dopo approfondiamo. After I'll tell you more about it. Also, We gotta start? we're getting set up. Ok. Quindi da New York volevo fruire tutto, ma in breve, perché che così il mercato, Badiashile, gatti, cani, bisogna fare mercato. Lucca molto male, anche oggi. Quindi via Lucca, io su Lang Udonisman, ma abbiamo delle esigenze in difesa in questo momento, a centrocampo ci arrabatteremo. E hai visto che quella Allegri teneva l'idea di De Bruyne tipo Modric, ve l'avevo detto. Secondo me così lo pensa, ma ci aggiorneremo. Da New York ve l'ho detto, lasciate like e iscrivetevi al canale che domani è analisi.